Ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato ed è finito nel canale a lato della strada, restando intrappolato nell'abitacolo. Il mezzo, nell'urto con il guardrail, è finito ruote all'aria, attimi di paura. La scorsa notte in via Campagnola a Rosà attorno all'una. L'uomo, un 42enne di Rossano Veneto, è stato salvato da un 35enne residente a poca distanza che, avvertito il botto, non ci ha pensato due volte e si è gettato nella roggia gelida, riuscendo a estrarre il conducente, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. È ancora molto scosso Gianmario Giusti. Sono entrato e ho cercato di aprire una portiera, non si apriva, dopo ho provato l'altra e si è aperta e sono riuscito a tirarlo fuori, a dargli una mano ad uscire, ecco, Era cosciente? sotto shock. Mm, Essere lì a vedere la scena non era bella, ecco. Certo è che se lei non fosse intervenuto, forse staremmo raccontando un'altra storia, ben più tragica. Ma magari passava qualcun altro, però non si vedeva comunque molto. Giusti è stato aiutato da un paio di passanti a riportare il 42enne dal canale pieno d'acqua fino al piano campagna, in attesa dell'ambulanza che l'ha trasportato al San Bassiano. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro: è stato necessario deviare per un paio d'ore il traffico lungo la strada per permettere le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, accorsi da Bassano e Vicenza con i sommozzatori, hanno recuperato il veicolo. Di sicuro l'intervento del residente è stato fondamentale. Lei ha avuto coraggio. Coraggio, Dio, ci voleva coraggio anche non intervenire, penso, vista la scena. Quindi penso che chiunque si sarebbe comportato così, spero, dovrebbe essere la normalità.